Di nuovo in studio, di nuovo a parlare del calcio dilettantistico, di nuovo con penalty, tutte le domeniche a partire dalle 19:30 in diretta e poi in replica dopo le 23 e in replica anche nella mattinata del lunedì a partire dalle 8:30. Come avete potuto ben vedere, Federica è andata via e ci ha raggiunto la nostra seconda penaltina, ovvero Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ciao Ettore, la buonasera anche a tutti. per te, come è andata Capodanno? Bene, tutto Benissimo, bene. Ti sei divertita? Sì, Complimenti. sì. Impostazione al posto di Carmelo Puglisi che ha parlato del campionato di eccellenza ed interregionale. Adesso, dato che parliamo di promozione, abbiamo il nostro, come lo dobbiamo chiamare? Piccinini, come ti dobbiamo chiamare? Ciccio Lametta. Buonasera e buon 2014 a tutti. Ben ritornato dal tuo viaggio anche, Sì. Dal tuo viaggio In Alta Italia. in Alta Italia, con foto allegata. Con foto allegata, nel senso che abbiamo ricevuto attraverso la pagina Facebook di Penalty una bella foto che ti ritraeva insieme a Letta. Poi ci spieghi cosa ti ha detto. Sì, mi ha chiesto di fare la foto e quindi... Ah, benissimo, lui te l'ha chiesta, Sì, sì. è importante, questa qua è importante. Campionato di promozione, iniziamo subito con il girone A del campionato di promozione, la parola naturalmente alla nostra Giulia. Salemi Cus Palermo 2-1. Paceco Castellammare Calcio 1-1. Delfini Vergine Maria Città di Carini 3-0. Montemaggiore Fulgatore 3-0. Strasatti Ligni Trapani 0-0. Dattilo Monreale 2-1. Favignama Real Calcio 0-0. Riposa Cefalù Calcio. Vince sia il Salemi ma soprattutto anche la Dattilo, per cui entrambi continuano a marciare nelle zone alte di questa classifica che possiamo far vedere in schermata. Nel frattempo abbiamo anche il commento del nostro Ciccio Rametta. Allora Ciccio, in testa questo Salemi e questo Dattilo. Sì, Ettore, abbiamo seguito con attenzione questa giornata di campionato. Quasi tutte le partite si sono risolte nei secondi tempi. Sono stati segnati 14 gol e la stragrande maggioranza dei match era sullo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Il Paceco si è fermato in casa, fermato dal Castellammare, ne hanno approfittato Salemi che lo ha agguantato in testa vincendo in casa 2-1 contro il Cus Palermo e ne ha approfittato anche, come dicevi giustamente tu, il Dattilo che adesso è a -3. Importante vittoria in coda per il Città di Carini che vince 3-0 in casa, evidentemente rinforzato e rinfrancato e quindi proverà sicuramente a salvarsi. È chiaro che deve fare pochi passi falsi perché giustamente ha solo 11 punti. Continua invece lo Strasatti ad essere ampiamente lontano dalle altre. Benissimo, proseguiamo, adesso parliamo del girone B e poi lo commenteremo anche con i nostri ospiti. Girone B del campionato di promozione, i risultati e poi anche la classifica di questa seconda giornata di ritorno. Città di Milazzo Castelbuono rinviata. Torre Grotta Ciappazzi 1-0. Atletico Villafranca Mamertina 1-3. Fiume Freddese Pistunina 1-6. Sant'Agiolese Riviera Messina Nord rinviata. Randazzo Sinagra Calcio 0-3. Ghibellina Sporting Taormina 1-2. Riposa Castelbuonese. Ancora vittoriosa la squadra di Taormina che continua ad essere leader incontrastata di questo girone B del campionato di promozione. Si è fermata comunque la Castelbuonese anche perché ha usufruito del turno di riposo. Classifica in schermata con il commento di Ciccio Rametta. Sì, Ettore, giustamente hai sottolineato la vittoria dello Sporting Taormina in questo testacoda. Sinceramente mi ha sorpreso il risultato, un semplice 2-1 esterno, probabilmente una partita molto tirata, quindi il Ghibellina ha venduto cara la pelle, probabilmente si è anch'essa rinforzata e quindi non vuole mollare, visto anche che la salvezza non è, perlomeno la zona play-out non è affatto distante a differenza del girone A. Per il resto lo Sporting Taormina è stata l'unica squadra tra le prime 4 a scendere in campo perché, come hai detto tu, riposava il Città di Milazzo e poi il maltempo nel Messinese Sì. ha fatto sì che non scendessero in campo la Castelbuonese e la Sant'Angiolese. Segnaliamo che ci sono state tantissime vittorie esterne, anche di ampio risultato, il 3-0 del Sinagra a Randazzo, il 6-1 del Pistunino a Fiumefreddo e questo importante 3-1 del Mamertina a Villafranca, quindi fattore esterno
Importante, fondamentale. Allora, il commento di questo girone B del campionato di promozione lo affidiamo anche ai nostri ospiti che sono in chiusura per quanto riguarda la loro presenza qui all'interno di Penalty. Allora, Taormina 38 punti, Sporting Taormina. La domanda che faccio sempre ai nostri ospiti, ma com'è possibile? Eccellenza e promozione, 2 squadre a Taormina. Spiegatecela anche voi perché noi non riusciamo a darci una spiegazione. Attenzione, entrambe le squadre sono attrezzate addirittura per vincere i loro campionati. Alessandro? Vabbè, Cioè, come mai questa cosa? società che nascono per conto loro, preferiscono avere una gestione Personale. propria, per cui hanno programmato e ognuno farà il suo percorso. Sarebbe bello comunque vedere un'unione di intenti e magari programmare. Più mezzi per poter poi magari aspirare a categorie ancora più importanti. Non è facile perché quando unisci più persone ci sono troppe idee da collimare. Troppe teste, Alfio, fanno Allora, male, no? Comunque io ritengo che alla base di tutto ci sia il discorso che Taormina è una cittadina ricca. E come? E poi ha una struttura di livello Campo superiore, bellissimo. campo bellissimo, struttura diciamo dignitosa per quello che c'è in giro, per cui già parte avvantaggiata. Discorso sponsor credo che possono essere determinanti e a Taormina è più facile trovare degli sponsor Certo. rispetto a Il ad nome altre Taormina parti. è pesante. Il nome Taormina è pesante, È pesante. è conosciuto in tutta Italia, per cui anche 2 squadre possono Fa convivere tanto, in questo fa momento. tanto. Sarei Attenzione, curioso- siamo positivi noi nel dire che comunque ci fa piacere quando ci sono più squadre che lottano al vertice. No, mi incuriosirebbe sapere quanti giocatori indigeni del posto ci sono nelle 2 squadre. Ah. Quindi anche per capire se veramente ci sono, perché entrambe le squadre primeggiano, pochi Certo. segno il mistero. Chiaro, molto pochi. Allora, io adesso per chiudere la vostra presenza qui all'interno di Penalty vi faccio la classica domanda. Tu hai chiuso la parentesi di Mister Bianco, non ne vogliamo neanche parlare. Assolutamente no. Stai visionando un po' di partiti, qualche giocatore, qualche società si è fatta un po' avanti, adesso magari cercando di progettare per la prossima stagione? No, più che altro sto cercando di, per quanto possibile, arricchire il mio bagaglio, Sì. perché credo che si possa sempre migliorare. Certo. E sto programmando una mia crescita formativa in questo momento e non mi sono per ora interessato. Studiare fa sempre ad bene, dico ad bene, no? obiettivi. Alessandro? Sì, se saputo fare sì, se no Certo. porta a scompensi che creano dei fenomeni che non servono. Va bene, non ti vogliamo chiedere della parentesi di Mister Bianco perché... No, auguro sempre comunque Eh. alla società di ottenere migliori risultati, Certo. hanno un buonissimo organico per l'eccellenza, hanno completato con l'attaccante che mi è mancato nella mia gestione e quindi credo che nel girone di ritorno possono fare dire la loro. e credo ancora meglio di quanto abbiano fatto. Perfetto, invece con Alfio voglio ricordare che lo scorso anno hai fatto la finale playoff di categoria con Trecastagni. l'Atletico Pedara, Sì. è andata benissimo, Vincendo col vincendola, quindi categoria successiva. E poi quest'anno che cosa è successo? Gli obiettivi non erano uguali da entrambe Ma- le parti oppure diciamo che un allenatore che non porta sponsor ha difficoltà a trovare squadra? Io lo dico perché tanto credo che sia fondamentale dirlo. Bravo. No, io penso soltanto che magari le scelte e le idee tante volte non collimano, Sì. no, all'interno di una società, quindi magari vedere il calcio in 2 modi diversi è stato poi alla fine ha portato a questa decisione. Decisione diciamo voluta da entrambe le parti perché io non sono stato esonerato, Sì, addirittura infatti. il campionato l'ho concluso, E l'ho come se concluso l'hai chiuso bene. alla grande? La squadra quest'anno è in promozione, per cui devo dire che per me è stata un'esperienza in ogni caso positiva, si era riuscita a creare un gruppo, forse quest'anno sta mancando proprio questo per quello che so io, magari certi equilibri stanno venendo a mancare. E quando vengono a mancare gli equilibri vengono a mancare soprattutto i risultati. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, Alfio, però ti stai tra virgolette divertendo con una bella scuola calcio. Sì, io ho una... Sottolineiamola questa cosa perché noi siamo sempre molto vicini ai settori giovanili. Io ho una scuola calcio a Nicolosi e Nicolosi sappiamo che è un paesino che potrebbe avere anche delle risorse dal punto di vista delle strutture, però stiamo partendo dal basso, diciamo iniziamo con questa vabbè, scuola pian pianino. calcio, vediamo dove si potrà arrivare piano piano e
alcuni ragazzini che ho avuto in scuola calcio, qualcuno già è andato in qualche settore giovanile di squadre Allora, regionali, meglio di così. tipo San Filippo e altri. Comunque alcuni ragazzini già Da quella stanno, base parte di stanno nuovo, crescendo. dicevo, da quella base parte di nuovo il tuo successo, quindi stai tranquillo. Grazie. Un augurio, sì, dimmi. Ma se permetti io... più Abbiamo 30 secondi. 30 secondi, più li sento parlare, più Sì. li sento parlare anche gli altri allenatori che sono stati qua. Sì. Tu dici magari non portano lo sponsor, io non vorrei che questi signori che parlano di preparazione, di settore giovanile, forse qualche presidente soffre troppo la personalità di alcuni allenatori. Su questo, E su magari questo hanno bisogno vi- di qualcuno che gli dica sempre sì, li Su faccia questo ti interferire. do ragione. Perché qua Ha vedo de- gente ha de- veramente... ha detto bene Ciccio Rametta. Vedo gente che meriterebbe panchine Mi superiori. piace quello che hai Altro che detto e promozione. sono, credo, un po' tutti d'accordo in quello che tu hai detto, siamo tutti assolutamente d'accordo. Allora auguriamo il buon proseguo sia nel settore giovanile, ma anche chissà se dovesse capitare qualche nuova squadra ad Alfio Barbagallo, in bocca al lupo Alfio. Perché no, che ben venga. Noi portiamo sempre bene. Grazie, un buon 2014 a tutti, visto che è la prima trasmissione Sì, infatti, dell'anno per me. Benissimo, salutiamo anche ad Alessandro Settineri, Grazie, a cui auguriamo buon studio, buon proseguo, buona visione e insomma vedere anche il prossimo anno di progettare qualcosa di importante. Che sia serio, è una cosa Infatti, difficile. soprattutto. Ci dobbiamo fermare, tra poco ritorneremo di nuovo in diretta, avremo 2 nuovi ospiti. Che dobbiamo fare? Ci vediamo qui tra qualche minuto. Penalty ritorna dopo la pubblicità.